Eccoci qua, stiamo sempre parlando con il dottor Umberto Basso. Dottore, dicevo, ci sono tantissimi, 3.400 circa nuovi casi ogni anno solo in Veneto di tumore alla prostata e una percentuale molto alta di tumori, credo più del 20% circa maschili, riguarda questo tipo di problematica. Come si è evoluta nel tempo? C'è stata in virtù anche di questa organizzazione che avete assunto, anche se recentissima, c'è la possibilità di diagnosticarlo precocemente, quindi adottare anche cure meno invasive? Ci racconti un po' qual è anche la fase importantissima, che è quella della prevenzione, perché sostanzialmente tutti vorrebbero prevenire, anche dalle domande tante che sono arrivate dai nostri telespettatori, dalla sintomatologia che molti accusano, il timore sempre che sia sintomo di un tumore alla prostata, quindi è meglio sempre la prevenzione, no? Sì, allora innanzitutto rispondendo anche a qualche domanda che era pervenuta, il tumore deve essere tenuto distinto rispetto a quella che è l'iperplasia benigna della ghiandola prostatica. Iperplasia vuol dire crescita della ghiandola che si ingrandisce, aumenta il suo volume e quindi può ostruire il flusso dell'urina che dalla vescica esce all'esterno. Quindi a volte può provocare anche degli episodi di ritenzione. In questi casi non è che si parla di tumore, si parla solo di ingrossamento benigno della ghiandola prostatica, che è una cosa frequentissima e che viene trattata o con farmaci o con interventi di tipo disostruttivo che possono risolvere o comunque migliorare il problema. L'iperplasia non è un fattore di rischio per il tumore alla prostata, sono due cose distinte. Per quanto riguarda la prevenzione, esiste una prevenzione primaria che consiste nel tenersi attivi, praticare molto sport e mangiare sano, cioè mangiare molte verdure, molta frutta fresca, cereali, possibilmente integrali, pesce, poca carne rossa, soprattutto salumi, insaccati e pochi grassi animali, soprattutto i formaggi grassi, il burro, la panna, eccetera, eccetera. Ci sono dei dati che hanno dimostrato che una dieta di questo tipo riduce l'incidenza praticamente di tutti i tumori, fra cui anche il tumore della prostata. Il PSA è un esame che si fa nel sangue e che può essere utilizzato per la diagnosi precoce di questa malattia, ma con un importante ammonimento, cioè che non va fatto così in maniera sporadica o comunque disorganizzata, ma va sempre discusso con il medico di base, o meglio con lo specialista urologo, in modo tale da interpretare il valore, capire se è un valore sospetto di neoplasia oppure se è un valore tranquillo. A tutti gli uomini sopra i 50 anni si raccomanda di eseguire almeno una volta ogni tanto, almeno una volta all'anno, ogni 2 anni, una visita urologica, proprio per valutare se nella ghiandola sono presenti noduli sospetti e eventualmente si fanno poi delle indagini aggiuntive. Come dicevo prima, non tutti i tumori devono essere curati, ci sono pazienti che possono essere semplicemente tenuti sotto osservazione periodica, altri pazienti invece che fanno l'intervento chirurgico, che fanno la radioterapia o fanno anche cure ormonali o di altro tipo, altri tipi di cure oncologiche. Se la malattia è localizzata, ci sono discrete possibilità di guarigione. Nei casi più sfortunati in cui la malattia coinvolge le ossa o coinvolge i linfonodi o altri organi, si dà la precedenza invece a terapia a livello generale, quindi terapie ormonali, chemioterapie, nuove terapie a bersaglio molecolare, allo scopo di controllare la malattia nel suo insieme. Anche per il tumore della prostata oggi è possibile fare dei test molecolari per cercare determinate mutazioni di alcuni geni che possono predire la risposta a dei farmaci mirati, dei farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare, che sono utilizzati già da molti anni per altri tumori, come per esempio il tumore del rene o del polmone o di altri organi. Importante è che
telespettatori sappiano che il nostro obiettivo è sempre quello di far vivere bene i pazienti, quindi controllare i sintomi della malattia, soprattutto il dolore che può a volte insorgere in questi pazienti. Per cui il controllo della sintomatologia dolorosa è uno degli impegni nostri maggiori. Oggi ci sono molti farmaci, ci sono anche poi la radioterapia ci può venire in aiuto, proprio per cercare di fare vivere al meglio i pazienti durante tutto il loro percorso di terapia. Qualcuno prima chiedeva, avevo sentito che c'erano delle domande sulla sì, infatti i nostri telespettatori urinaria, non ne sono a conoscenza. A volte può essere un sintomo di neoplasia prostatica quando la malattia è particolarmente aggressiva e quindi può ridurre il flusso urinario, anche se nella stragrande maggioranza dei casi la ritenzione urinaria è legata all'iperplasia della ghiandola, come dicevo prima, che è un evento, è una patologia assolutamente benigna, che quindi non è di tipo maligno, non richiede interventi chirurgici radicali o radioterapia o altre chemioterapie. Un'altra domanda che vedo che era arrivata riguarda le cosiddette prostatiti, che sono le infiammazioni della prostata, che richiedono delle terapie antibiotiche, spesso di lunga durata, possono essere fastidiose, ma le prostatiti non sono un fattore significativo di rischio di tumore. Non è che aver avuto una prostatite di per sé predispone al tumore della prostata. Importante però è che se compaiono sintomi, disturbi urinari, bruciore o dolori a livello pelvico, è importante farsi vedere dal medico di base, che poi valuterà se consigliare la valutazione urologica specialistica, per poi fare degli esami approfonditi, degli esami per cercare determinati batteri nelle urine e per poi prescrivere terapie antibiotiche adeguate. Però è importante ricordare che la prostatite non è sinonimo di tumore, sono due cose assolutamente diverse. La prostatite è un'infiammazione, che è un'infezione con infiammazione della ghiandola, che guarisce con le terapie antibiotiche, a volte anche con degli antinfiammatori. Il tumore invece della prostata è una malattia purtroppo maligna, che se non trattata può evolvere, può diffondersi, mentre invece richiede appunto di essere trattata in maniera adeguata. Ecco, informo i nostri telespettatori, perché prima dell'inizio della trasmissione io avevo riunito tante domande che voi ci avevate girato via mail nell'arco di un po' di tempo, e quindi avevo letto le varie domande al nostro ospite, al professore, al dottore, e il dottore adesso se le ricordava perfettamente, sta rispondendo proprio conseguenzialmente a tutte le mail che sono pervenute, quindi alle domande più frequenti. Allora, dottore, sottace anche a tutte le domande che sono arrivate, lo stavo guardando dietro, la questione, ma se una persona non è anziana, lei dice over 70, non si pongono più problemi, ma ancora in età fertile, potrà con un tumore alla prostata o con una patologia anche di carattere infiammatorio poi poter avere ancora dei figli, essere fertile, oppure ha compromesso anche la capacità oppure no? Perché questo dipende. Innanzitutto, per fortuna, questo tumore insorge prevalentemente dopo i 60 anni. Ci sono una certa quota di pazienti tra i 50 e i 60 anni, e rarissimi casi sotto i 50 anni. Quindi nell'età riproduttiva fortunatamente questo tumore è assai raro. Dipende dal tipo di trattamento, perché i pazienti che fanno l'intervento chirurgico, che dopo magari fanno anche la radioterapia e le terapie ormonali, purtroppo presentano dei disturbi, a volte anche seri per quanto riguarda l'aspetto sessuale, mentre invece i pazienti che fanno la sorveglianza, o anche i pazienti che fanno gli interventi chirurgici utilizzando il robot, oppure che fanno la radioterapia, dopo possono riprendere la loro attività sessuale più o meno normale a seconda delle situazioni. La fertilità può essere compromessa in caso di prostatectomia, mentre invece se il paziente fa la sorveglianza o fa la radioterapia, teoricamente potrebbe ancora avere figli, però stiamo parlando di persone che hanno una certa età, dove il
desiderio di paternità in genere Certo. è già stato esaudito. Chiaro. Nell'equipe che lei coordina e presiede è prevista anche la riabilitazione post-operatoria qualora questa fosse necessaria e l'assistenza psicologica? Certo, sono due aspetti di cui oggi si parla ancora troppo poco e che devono invece essere valutati. Quindi c'è sia la riabilitazione funzionale che consiste nel avviare il paziente dei percorsi di fisioterapia per quanto riguarda i problemi di incontinenza, soprattutto che è il problema più rilevante, ed eventualmente poi anche dei programmi di riabilitazione sessuale per i pazienti che non fanno cure ormonali, che hanno comunque la possibilità di riprendere la loro attività. E quindi poi per quanto riguarda l'aspetto psicologico abbiamo un team di psico-oncologi con i quali collaboriamo e ai quali possiamo affidare i pazienti che richiedano un supporto psico-oncologico in relazione sia al loro decorso di malattia ma anche ai loro vissuti, alla loro storia personale, perché ci può essere il paziente con una malattia aggressiva che comunque riesce a combattere, trova molte risorse dentro di sé al supporto della famiglia e quindi magari non ha bisogno del supporto psicologico, come magari ci può essere il paziente con una malattia tranquilla, tutto sommato, che viene avviata solo a sorveglianza ma che è molto preoccupato della sua malattia, può risorgere anche un problema di ansia e in questi casi appunto risulta molto importante l'approccio, il supporto psico-oncologico, per cui noi lo facciamo afferire all'unità di psicologia ospedaliera del nostro istituto per uno o più colloqui. Quindi sicuramente bisogna cercare di valutare il paziente sempre a 360 gradi, quindi non solo il tumore in sé, ma tutto l'organismo, le eventuali comorbidità, le complicanze che possono dare i nostri trattamenti, ma anche gli aspetti della qualità di vita, quindi l'aspetto della continenza urinaria, l'aspetto della sessualità e anche l'aspetto psicologico, che è importante. In genere i pazienti con tumore della prostata sono pazienti che sono in genere pensionati, hanno già smesso di lavorare, però abbiamo anche molti pazienti, o quelli più giovani o anche pazienti di 70 anni che continuano a lavorare, che ci chiedono di continuare a lavorare e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di preservare le loro condizioni nella maniera migliore possibile, consentendogli quindi di guidare, di andare in giro, di spostarsi, di stare fra la gente e di continuare a fare le loro attività generali e anche attività di svago, principalmente il movimento di cui parlavo prima, che si sta vedendo essere sempre più importante. Purtroppo non si fanno poche campagne, praticamente nessuna campagna per promuovere l'attività fisica, ci sono campagne per quanto riguarda il fumo, che nel caso del tumore alla prostata non è un fattore di rischio, ma purtroppo ci sono poche campagne per quanto riguarda l'attività fisica, promuovere una valida attività fisica. Fra le altre domande c'era anche quella se esistono dei cibi che possono prevenire il tumore della prostata. Sono stati fatti vari studi che hanno visto che chi consuma grandi quantità di pomodori, di cavoli, cavolfiori, di cosiddette crucifere e anche i semi di melograno potrebbero avere un effetto protettivo, ma sono studi che sono stati criticati per la loro modalità con cui sono stati condotti, che sono tutti studi caso controllo e
poi degli studi più approfonditi, quando si è valutato l'utilizzo di integratori particolari di vitamine o altre cose, non sono mai stati ottenuti dei risultati consistenti. Quindi sì, come dicevo prima, manteniamo un'alimentazione varia, ricca di frutta e verdura fresca, che sono ricche di vitamine, ma non pensiamo a integratori specifici, non pensiamo a specifici farmaci che possano avere un ruolo di prevenzione di questo tumore senza effetti collaterali. Ecco, per cui continuiamo con gli stili di vita sani e non pensiamo a integratori magici o a farmaci particolari. Ci sono particolari fattori di rischio? Lei prima accennava i fattori di rischio, oppure una predisposizione genetica, qualcosa a cui stare particolarmente attenti, per cui ci sono delle persone che hanno avuto questo problema in età, come lei dice, lei giovane, quindi magari prima dei 50 anni o prima dei 60, a cui è bene anche che stiano attenti. O non so, attività, lei mi ha detto l'attività sportiva, ma l'andare in bicicletta, quando mi ha scritto andare in bicicletta, fare ciclismo in modo importante, forse anche agonistico, può essere un fattore che può predisporre? La bicicletta non è un fattore di rischio, ecco. Può essere un fattore irritativo per chi ha problemi di prostatite, quindi chi ha la prostatite ovviamente è meglio che non vada in bicicletta, ma di per sé l'andare in bicicletta non è un fattore di rischio per il tumore della prostata. Per quanto riguarda i fattori di rischio, ci sono dei fattori di razza, perché le persone di colore, soprattutto quelle afroamericane e africane, hanno una maggiore incidenza di questo tipo di malattia, e poi ci sono dei fattori ereditari. Si calcola che circa il 5-10% dei tumori della prostata può avere una componente ereditaria. Il problema è che non sono ancora stati identificati i geni responsabili, o meglio, alcuni sono stati identificati, sono i geni che causano anche il tumore del seno ereditario, i cosiddetti geni BRCA1 e 2 e ATM. Però poi ci sono anche altri geni che sono stati implicati. Al momento i test molecolari sono in fase di sviluppo, anche noi adesso alla UIOB abbiamo vari studi su questi test molecolari che dovrebbero identificare quei pazienti con componente ereditaria e che potrebbero rispondere a dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Però questo aspetto è ancora in fase di evoluzione, dobbiamo ancora studiare molto per riuscire a capire meglio questi fattori di rischio ereditari. Certo è che il figlio di un paziente con tumore alla prostata ha una probabilità maggiore, si calcola più o meno una probabilità doppia di sviluppare questo tumore rispetto a una persona che non ha altri casi in famiglia. E questa percentuale aumenta se ci sono delle famiglie in cui ci sono casi di tumore del seno, dell'ovaio e anche del tumore alla prostata, in cui poi si cerca queste mutazioni del gene BRCA1, soprattutto BRCA2, e in questo caso si tratta proprio di vere e proprie forme familiari che hanno una discreta possibilità di svilupparsi nei parenti maschili, i parenti di sesso maschile della famiglia, e quindi sono necessari dei periodici controlli più ravvicinati per la diagnosi precoce. Quindi c'è una correlazione nell'ambito familiare tra il tumore al seno, di tipo genetico, e il tumore alla prostata, cioè se in una famiglia... Sì. C'è collegamento fra tumori del seno, dell'ovaio e del pancreas con il tumore della prostata, e ci sono alcuni geni, sono appunto questi BRCA1 e BRCA2, che sono responsabili dello sviluppo di questi tumori, quindi della mammella, della prostata e del pancreas in questi soggetti. E quindi oggi è importante identificare queste famiglie per offrire dei programmi di screening e di prevenzione, e poi ci sono dei farmaci specifici che vengono usati e che ci fanno sperare bene per quanto riguarda il futuro, cioè la possibilità di poter controllare sempre più a lungo questa malattia.
Assolutamente. Grazie dottore, siamo giunti al termine, l'abbiamo spremuto il più possibile su tutte le informazioni che poteva dare ai nostri telespettatori, ma è stato estremamente chiaro e ci ha fatto molto piacere perché ci ha illustrato dei percorsi importantissimi anche di evoluzione dell'assistenza e della risoluzione di certe problematiche, proprio come dice lei, per il paziente, al centro la persona, che è molto importante. Io le auguro buon lavoro, buon proseguimento naturalmente. Anche a voi. Grazie molte. Grazie, gentilissimo. A voi telespettatori lascio la pubblicità, poi noi ci troviamo dopo. Grazie ancora.